Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non ci gireremo intorno, non faremo 1000 preamboli tecnici, non guarderemo ad ampio raggio i primissimi risultati di questa tornata di elezioni amministrative, andremo all'unico punto politicamente saliente, che è riassumibile come segue. L'islamo-sinistra perde o comunque è in grandissima difficoltà. E sì, è una grandissima notizia. Ci riferiamo agli risultati attualmente disponibili, parliamo di tendenze o nel migliore dei casi proiezioni, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Venezia, dove si giocava una grande partita culturale. Sapete che Venezia è stato in queste settimane di campagna elettorale il laboratorio dove si è tentato di far fare un passo avanti al progetto dell'islamo-sinistra, dell'islamogoscismo, dicono i sociologi e i filosofi, mutuando, ahimè, un fenomeno che oltre Alpe è ormai un'ovvietà. C'è un'ovvietà in Francia, per esempio, non esiste più la vecchia sinistra socialista, esiste un cartello ultra antagonista, no? Che è il ultra propal, ultra filoislamista, che il campo largo si candida ad esportare in Italia e Venezia è stato un laboratorio. Voi sapete, 7 candidati della comunità islamica bengalese locale nelle liste del PD, 7, quindi non ospitiamo questa voce, ma ci connotiamo chiaramente, no, come i referenti di questa voce. Eventi di propaganda da parte di questi candidati in alcune scuole di Venezia e di Mestre, in cui viene detto alla comunità islamica locale: bisogna votare il PD perché è il nostro partito. Quindi si ufficializza che si è i referenti di quella comunità e di quella visione del mondo lì. Lettere nelle case e comunicazione elettorale improntata sulla chiamata di Allah. In nome di Allah è stato chiesto il voto per la sinistra, per quelli che un'era fa erano i progressisti. A Venezia è stato chiesto il voto in nome di Allah. Sempre a Venezia si è impedito, come sapete, che esistesse quella cosa senza cui non c'è la democrazia, che è la propaganda elettorale di segno opposto, cioè altrimenti siamo in un monologo appunto islamogoscista, non nella democrazia liberale, perché sono stati ritirati quei manifesti elettorali della Lega che noi crediamo ancora legittimamente, se siamo ancora in Italia, Europa, Occidente, dicevano moschea no grazie, perché uno dei progetti principali che proponeva il centro-sinistra di elettori veneziani era la costruzione della grande moschea. Nota bene, a Mestre esistono già parecchie moschee abusive, dove è labile il confine tra momento di culto, momento di indottrinamento, parole d'ordine fondamentaliste, e la Lega in particolare, comunque il centrodestra in generale, si opponevano al progetto della grande moschea. E quindi la grande partita era se questo modello di islamo-sinistra sia già oggi vincente. Ebbene, al momento i primi exit poll, facciamo la cronaca rigorosa, del consorzio Opinio Italia davano il candidato del campo largo, cioè dell'islamo-sinistra, Andrea Martella, tra il 40 e il 44%, il candidato del centrodestra Simone Venturini tra il 47 e il 51%. Nuove stime, e queste sono proiezioni invece, Opinio, le ultimissime disponibili, danno il candidato di destra il 51% al momento, tenendolo sopra la soglia che significherebbe vittoria al primo turno. Cioè le proiezioni di Opinio per la RAI al momento danno l'islamo-sinistra a Venezia battuta al primo turno. Andrea Martella si fermerebbe al 38,6. Non è detto che andrà così, il 51 è una soglia labilissima, no? Fa in fretta a riscendere sotto e quindi andare al ballottaggio, e quindi la battaglia politico-culturale potrebbe benissimo non essere chiusa. Quello che è oggettivo è che a questo primo turno di elezioni amministrative, là dove si giocava la grande partita e si esplicitava la mutazione genetica definitiva della sinistra in cartello islamogoscista, ebbene gli elettori hanno detto no.
Grazie, grazie a tutti, a domattina.